zingaro, voglio vivere come te. Mille deviazioni, adesso stanno ritornando indietro e il tipo non hai visto la transena? No, è aperto. E fate, ah no, scusa, già che ci sei ce la puoi mettere. Ti metto in conto che la topa va a mettergli la transena. Italia, ti piace l'Umbria? Guarda, con tutte le colline, le cose. No, ma adesso che avvio la telecamera appaiono le case, tra lì c'è la macchina che mi sorpassa. Guarda che è destino ogni volta, va, due macchine. Cioè, io ho scelto di ributtarmi nella costa, quindi di evitare la parte interna con le montagne, di allungare probabilmente, no, non credo come chilometri siamo là, e di scendere per la costa, basta. Bello, 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 bello. No, scusa, guarda che bar. No, via, caffè qua. Il problema è che se adesso mi fermo qua, cioè sai quanta gente che si ferma che vede l'Alessia esatto qui fuori? Cioè capisci? E poi dicono quanto vuoi? E che non so se lasciare la tariffa vecchia dei 50 o alzare a 80. Ah sì, aspetta, perché l'Italia purtroppo... Guarda il cielo che c'è con tanto di arcobaleno tra le nuvole. Arrivo, dai che arrivo. Ah sì, aspetta, perché l'Italia purtroppo è tanto varia. Cosa succede? Può succedere che nei commenti c'è chi ti urla dietro: ma come ti permetti di trattare così la tua ragazza, eccetera eccetera. Altri che invece ci arrivano e conoscono il personaggio e la storia e tutto quello che ci sta dietro e sanno che ovviamente mai penserei una roba del genere, è una battuta e da noi è più che innocente. Però vedi, ho sempre paura a fare battute perché purtroppo c'è quella fetta di persone che non le capisce, le interpreta a modo suo, come quella volta che ho detto ah sì, contadinotti. Cioè da noi veramente contadinotto non c'entra un cazzo con quelli che con l'agricoltura, hai capito? E per me è stato abbastanza pesante sentirmi dar dietro questo discorso dei contadinotti. Cioè veramente da noi si usa, no, spesso magari no, però si usa e ti assicuro non c'entra un con gli agricoltori. Guarda che bello. Sì, cioè io lo vedo, ma vedo no, una palla di arcobaleno. Oh che bello, il filtro ND ragazzi, bello, tutto giallo, no, mi rovini i colori, è brutto. Però con gli occhiali lo vedi meglio con gli occhiali. Ah, una figata pazzesca, peccato non poter andare di là. No, ci investono, è pericolosissimo. Poi ci avrai una serie di gallerie da 3 km l'una. Praticamente siamo intrappolati in una galleria. Usciamo, c'è un'altra galleria lunghissima. Usciamo, c'è un'altra galleria lunghissima. E praticamente siamo intrappolati nelle gallerie. Sarà la via delle gallerie, che ne so. Cioè, che giriamo in tutti quei cricetti. Cioè, Sì, criceti sulla ruota. Che girano, vanno avanti. Noi rifacciamo le stesse gallerie all'infinito? Sì. Spero di no. Oh, finalmente, no? Che UFO, ho fatto indigestione di gallerie! Mai visto tutta sta roba, incredibile! E eccoci qua Italia, ora 6 e siamo, perché siamo anche noi, Allora, nelle Marche e queste sono le gallerie delle 290 Marche. metri. È piccolina, sono più clementi quelli delle Marche con le gallerie. Che bello, chissà come si chiama sto paesino Faigo? Non si sa, però è Faigo ragazzi, siamo nelle Marche. Se tu vai nelle Marche prima o dopo troverai questo paesino Faigo. Guarda che bello, con la chiesa Faiga, guarda che figata. Guarda. Questo d'Italia è il borgo, non sta a guardare la toppa, guarda avanti. Questo è il borgo di Sernano, è uno dei borghi più belli d'Italia. Italia, noi ti salutiamo, chiudiamo qui la puntata di oggi credo, perché ora non si vede più niente, però è bellissimo perché siamo persi veramente da non so quanto nelle colline marchigiane, veramente è una figata pazzesca. Oh ragazzi, aspetta, è buio pesto. Allora appena più in là un'area sosta 40 passa euro, ok? Qui 10 euro letteralmente in riva al mare. Domani ti diciamo tutti i dettagli, intanto spostiamo il camper. Oh Italia, vedi, dopo questo camper c'è l'acqua, cioè siamo proprio in riva al mare, fantastico. Carico, scarico e corrente del 220, cioè veramente un bus, veramente non ho parole, incredibile. Sì, la cosa assurda che stavamo vedendo è che appunto ci sono altri campeggi che costano l'ira di Dio qui a 50 metri, 100 metri e io ho detto no all'Alessia, mi rifiuto tassativamente di pagare 40 passa euro un campeggio, pago 25 in Puglia, arriva al mare, cazzo con piscina e tutto quanto e vai in una. In uno puoi entrare entro le 22? Sì, dopo difatti, eravamo arrivati alle 22 esatto. e 12 minuti. Esatto, tu capito?
No, ma io posso mangiare tranquillo. Cioè, oh, devo fargli provare a Giacomo la torcia della True Night di notte, che è là che dice dai, voglio provare. Eccolo là, guarda, andiamo a testare. Com'è? Funziona bene, mi pare, no? Oh porco, proprio qualcosa. Cosa hai Io preso? avrei evitato le piante che magari erano le pettole. Che Guardati bello i le piedi. piante, Giacomo. Illumina giù. Ecco, assistiamo al tuo intervento chirurgico in diretta. Non c'è niente. Qua, là. Là c'è un cobra. Tira, fammi luce. Comunque, Quella senza tanto piccolina. tirarla lunga, è bella, è figa perché ha la striscia mimetica e è una torcia come tutte le altre. Salve Franchio. Il granchio! Che roba, il granchietto! Hai visto? Fa finta di essere morto. Cioè ci prende per scemi, hai capito? Dai, poretto che ha paura. Prendi, gira al largo che non lo pestiamo, vieni di qua. Bravo, e via di qua. Qui c'è un granchio che devi uscire, dice la Alessia, qua, hai capito? Questa non so se è una bomba. La mamma dice, vieni fammi luce, disgraziato! Facciamo così, qui c'è il granchio, this is the granchio, ok? Anche questo mi dicono è un Occhio granchio. che si è mosso. Devo fargli le frecce per identificarlo. Sentirai solo la mia voce, non vedrai niente. Mi piace questa realtà diversa dalla nostra, perché il mare a Spiaia è la stessa identica di Jesolo, Bibione, Eraclea Mare, cioè proprio non cambia un pipino. Adesso non so dove siamo qua, credo siamo più o meno a livello Pescara, circa più o meno, molto più o meno, ma tanto più o meno. E però, tutti i camper praticamente arriva al mare, ok? Senza, come si dice, palizzate, mure, robe del genere. Quindi tutti i camper veramente hanno l'accesso alla spiaggia. Sì, magari per te che mi ascolti, che magari sei da Roma o da altre parti, dici vabbè, è normale. È da noi no, sto pipino. Da noi purtroppo Jesolo e Cavallino è un inferno, quindi io non capisco effettivamente tutti i camperisti che vengono a Jesolo e a Cavallino, non li ho mai capiti, e adesso col camper li capisco ancora meno, veramente. Vabbè. Comunque sì, nel resto d'Italia funziona così. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. E guarda il rubinetto, che vista che ha. Anche il rubinetto, diciamo che è fortunato. No, perché noi siamo anche di qua. Non puntiamo col coso verso di là. Noi abbiamo il basso. E quindi, buongiorno Italia, dove abitiamo oggi? Qua, che così vedi anche il VAS di prima mattina, e soprattutto vedi la mutandina di Singano, no? Nuova collezione 2021-2022, che bello. E andiamo con mutandina a sfoggiare il mio giardino di oggi. Guarda il fioretto vestito qua tutta da sub, vedi tu? Guarda, lui è il zappa, guarda dentro in acqua, va a fare immersione. E tu? Fa tutte le robe da sub. Ma cosa fa questo pampino nel mio letto? Cosa fa nel mio letto questo pampino? Nel mio lettone? Il mio lettone morbidone, con quel materasso vecchio ancora sfigato, mentre a te ti hanno dato il materasso nuovo, perché mi hanno sbagliato la taglia. Maledetto pampino. Tavolino un po' rom. Sei una bambina che frigna come te, hai sentito? Che figata, Giacomo. Io vado a buttare via le fotocce. Guarda quello che anche Cosa? Silvestro. Ah sì, ho visto che E a anche tutti. qui che qua. Sì. Digli Giacomo, cos'hanno le sdraie che il mio tavolino del breakfast non ha? Sei incantato a guardare Sì.
possono che non si possono piegare e diventare belli, ma Colonia Spiaggia, provincia di Teramo. Chiaro che non potrò mai dire che il posto è brutto, però mi sento in obbligo di dire che la spiaggia è praticamente identica a quella di Jesolo, Caorle, Bibbione e via discorrendo. Quindi sì, ragazzi, se siete dalle mie parti venite qui apposta solo per la spiaggia, sarebbe veramente una follia, insomma. Ripeto, è bella, ma è la stessa di Jesolo, quindi la cosa bella invece è vedere il campeggio alle spalle. Cioè campeggio è un'area camper, è 10 euro, concorrente e tutto quanto, ma domandami casomai se ti interessa, che lo metto nella descrizione o nei commenti. Ok, corrente illimitata, non quella che salta, e il rubinetto in piazzola è veramente comodo, e poi vedi, hai veramente la vista mare, al contrario di quelli tipo di Jesolo che sono strarecintati, probabilmente perché il tasso di delinquenza è molto più alto e quindi devono recintare giustamente tutto quanto. Così facendo però ci si perde il panorama, accidenti. Cioè vedi che tu hai il camperino lì e ti pensi il panorama, poi l'amorosa singana che si mette al tavolino e fa il breakfast in spiaggia. Fai una roba a Jesolo così, ti trovi come minimo nelle pagine Facebook quelli delle comare che mettono le foto delle persone. E il Sud Italia sarà ancora meglio, per questo è un sogno il Sud Italia, perché c'è rimasta ancora della gente vera. Puoi permetterti di vivere tranquillamente, aprirti un tavolino in spiaggia, mangiarti una pasta asciutta, quel pipino che vuoi, senza venire sputtanato su internet o senza che arrivino bagnini o polizia municipale a mandarti via o a darti multe, hai capito? Purtroppo da noi è abbastanza invivibile, addirittura ci sono molte spiagge, molti pezzi di spiagge che non puoi metterti con l'ombrellone o il seggiolino nella spiaggia libera, cioè come se la spiaggia appartenesse a qualcuno. Insomma, ne abbiamo già parlato, che sì, è vero, appartiene a qualcuno, ma quella volta il gesto di appropriarsi di una cosa del genere che era di tutti è veramente un gesto molto bastardo, perché trovi una cosa, non puoi togliere l'acqua, in poche parole, ok? Che non è l'acqua da bere, ma comunque è sempre acqua, è libertà, è l'acqua, è la vita, non puoi togliere il mare, non puoi togliere la spiaggia agli esseri umani. Nel frattempo Giacomo si è affezionato di una pina, vero Giacomo? Che hai addomesticato questa pina che si è tanto affezionata a te e non ti lascia più. È da, cos'è? Da Gubbio che ce l'hai, no? Eh sì, cioè proprio è amore, vedi? Va solo da lui e non è che c'entra, dice il colore della maglia eccetera, no, si è cambiato, cioè proprio lui attira le apine, però non so perché non le apprezza, vedi? È strano, come si dice da noi, chi ha pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. Fritz, io ne ho già un minerale. Hai trovato un minerale? Comunque Italia, Che è rosa, come questo, sì, e marroncino. sì, no, perché abbiamo cercato sull'internet che comunque i sassi sono minerali comuni, ma comunque minerali, quindi ha trovato un minerale. Io ne ho trovati, guarda quanti, guarda, migliaia di minerali, cioè quanto siano stati fortunati. Non è un minerale. Come non è un minerale? Ah, hai appena detto che ho letto sull'internet. Non è un minerale comune, è un vero pezzo. Ah, non è comune, è un minerale molto particolare questo, Sì. Rarissimo, no? Io ne ho uno, Ah, è rosa e Proprio Italia. marroncino. Ah. Che No, ma tu non cioccolato. hai capito dove dovrebbe venire quel minerale? no. Mi zavorrano di sassi i pulmini ogni volta anche, no? Siccome Singano è sempre molto elegante, non è che vado a dire sulle puntine del mondo perché mi faccia sconti e robe del genere, quindi Emanuele non sa chi siamo qui e colgo l'occasione per salutarlo quando vedrà questo video. Sei stato veramente una gentilezza squisita, questo è la cosa che piace, sai, a chi è in vacanza, come ti sei comportato, tu molto gentile, che ci hai spiegato, eccetera, la prossima volta chiamatevi, trovo un posto ancora più bello, eccetera. Vedi, chi va in vacanza lo va per avere ste robe, per sentirsi un attimo coccolato, hai capito, per sentirsi bene, rilassato, e quindi voto 10, ragazzi, vi metto l'indirizzo in descrizione. No, Ale è un casino, perché c'è scritto Abbiamo proprio saltato uno, Mario. il cartello divieto di contrattazioni sessuali su tutto il territorio, e io mi stavo mettendo d'accordo con Alessia per stasera cosa fare. Stavolta no, non bastano 100 euro di gasolio per andare in Puglia, perché tra gli aumenti e le mega deviazioni che abbiamo fatto per andare a Google, le strade del cacchio che ci ha fatto fare Google, secondo me 140 euro stavolta. Sì, da questo. Oh, stai il turno, no? Spagnoso, pago bottiglie. No, aspetta, mi correggo un attimo sul discorso consumi di pulmin, perché abbiamo fatto la prima volta 20 euro, poi 30, poi 40, quindi fa 90 euro in totale, e secondo me con sto gasolio ci arriviamo in Puglia, però vabbè, boh. Ragazzi,
No, niente. Hai visto quanti ulivi? Aspetta, perché Giacomo mi dice che si ricorda appunto l'ultimo viaggio che era pieno di ragazze che aspettavano l'autobus, no? Però secondo me sono più avanti le ragazze che aspettano l'autobus, non qui nei tornanti, giustamente. Oh Giacomo, hai visto? C'è quel camper che mi ha battuto, veramente. È come lentezza. Cioè, sono qua che è tutto un scalar marcia e frenare. Sì, no, vabbè, però è esagerato, cioè siamo ai 25 all'ora, ragazzi, e non è ripido. Adesso si butta in parte, dai, bene o male. Oh, ora si scorre. Qua è la toppa invece, hai visto che toppa quella? E guarda a sinistra il mare. Ah, la toppa, il mare, ora quanto siamo? 65, 70, cioè capisci? È bello adesso. Porco cane, come si chiamano quelli che la mamma adesso sta dormendo? Pescherecci. No, quei cosi che le piacevano. Ma non so il nome, accidenti. Presente del perché? Ma no, sì, ma hanno un nome specifico, hai capito? Perché quando siamo in un posto. Pescherecci. No. Sì, si chiamano Ale. pescherecci. Niente, dorme. Vabbè, Italia, resteremo. Ma sì, lo so che sono pescherecci, ma aveva un altro nome ancora. Siamo a Marina di San Vito, provincia di Chieti. Ah, Costa dei Trabocchi, si chiamano Trabocchi. Forse erano i Trabocchi, può essere. Guarda che bello, guarda il nonno stanco della vita, vedi che attraversa in curva fuori alle strisce. Perché è stanco della vita? Ma sì, eccoli qua, dai, guarda i Trabocchi là, vedi? Italia, scusa le riprese, ma so anche che devo guidare. Cioè, inquadro alla caso così con la Pro. Vedi, era bello fermarsi qui e farglielo vedere alla Alessia. Il problema, ci siamo già passati a ste parti, è che non è che c'è un parcheggio comodo per il camper, hai capito? E in più la Alessia sta dormendo. Esatto, dorme come sempre. Che è dorme. mia mamma. Che è sua mamma, esatto, che dorme. Che è più un ghiro che una mamma, secondo me. Cosa? Oppure è una mamma ghiro. Oh, guarda che bello, il trabocco, sì, confermo, Italia, si chiamano trabocchi. E pescherecci hanno. No, ma qui sì, ok. Sì, che pescherecci sì. Che Vabbè, è come dire una trota, e io dico è una trota e tu dici è un pesce, cioè, hai capito? È un peschereccio, però precisamente si chiama trabocco. Cioè, guarda, quello era il promontorio D'Annunziano, hai capito? Probabilmente il D'Annunzio ha comprato un promontorio, no? Oppure lo hanno dedicato a qualche magari passaggio del D'Annunzio, può essere, ipotizzo, a me piace ipotizzare perché ci si avvicina spesso anche così alla verità, dove menzionava, no, questo promontorio. Potrebbe anche essere, guarda, scendiamo dal promontorio. Oh, guarda Giacomo, guarda, se io non facevo la curva, guarda dove andavamo, guarda, io la faccio, perché, allora, eccoli là, vari Trabocchi, Italia, Giacomo, tutti, là, vedi, se c'era un cacca di, aspetta che c'è il camion, se c'era un cacca di parcheggio un po' comodo, ci fermavamo e andavamo anche a mangiarci qualcosa. Se c'è una cosa che ho imparato è che i comuni non vogliono far spendere i soldi ai camperisti, ma noi camperisti, guarda che bello che era là, vogliamo spendere tantissimi soldi, perché non ce lo permettete? Ecco, adesso andiamo a spenderli qua. Tac. Sono dentro, bene. Ecco là, ringraziamo il sindaco che ci ha fatto sto cacchio di parcheggio, così adesso andiamo a spendere i skei, altrimenti non potevamo spendere i skei. Vedi ragazzo, ogni volta ha tanto svangato le palle in senso buono, poretta che mancaria, con sti trabocchi, adesso ci andiamo e se magari c'è un ristorantino qua arriva al mare ci pinciamo una bella frittura. Se per caso vuoi rivivere anche tu la stessa esperienza che abbiamo vissuto noi, ok, su Google Maps cerchi Baraconda Cucina di Mare, che non è detto che è dove andiamo noi perché ci sono tantissimi chioschetti, però davanti qua c'è il parcheggio dove puoi metterti col camper. Trabocco Punta Tufano. Ecco. Che bello. Mi sa tutto molto tipico. A me piace. No, adesso ho visto. Guarda il signore che arriva. È una ciclabile questa. Una ciclabile che costeggia il mare e i trabocchi. Stupenda, veramente. Una ciclabile, cazzo, bellissimo. Di Cavallino gliel'abbiamo un po' copiata. È vero? You understand? Please hold me. I love you like Fontaine.